Riporto oggi all'attenzione dell'Aula una questione importante. Parliamo di opere, cantieri e quindi di lavoro. Lo scorso 15 novembre in conferenza unificata è stata approvata un'intesa del cosiddetto piano di rientro strade, in cui si intende riclassificare come strade di interesse nazionale e dunque a gestione ANAS 2.713 chilometri di tratte regionali e provinciali, di cui nel caso specifico 720 chilometri in Veneto, ex ANAS, di questo parliamo, la riclassificazione. Tra queste strade c'è la SR10, strada regionale appunto, già strada statale. La strada regionale 10 è una strada che ha l'obiettivo di collegare Monselice, Padova, Legnago, Verona, ma che è ferma a Carceri ormai da più di 30 anni. Mancano 7 chilometri da Carceri allo svincolo della A31, 10 chilometri per arrivare a Montagnana. Serve circa 220.000 abitanti, un piccolo intervento, Ministro, piccolissimo intervento. Non parliamo di grandi opere come prima citava, parliamo di opere essenziali per la vita, lo sviluppo di quei territori, lo sviluppo delle nostre aziende, ma lo sviluppo anche per ognuno di noi, per le famiglie, per chi ci abita, per avere un futuro, per i nostri giovani. Sono stati portavoce di questa battaglia sindaci, amministratori locali, persone di tutte le categorie economiche, associazioni, comitati di cittadini di tutti i colori, non di appartenenze partitiche, ma di tutti i colori di quel territorio. Il territorio dove incide la strada regionale 10 è particolarmente colpito da una grave crisi economica e occupazionale. Ed è fondamentale raggiungere e finire quest'opera per attrarre investimenti e far arrivare nuove aziende e far sì che quelle attuali non chiudano e possano avere un futuro. Riqualificare le zone industriali e artigianali della Bassa Padovana, che è stata dichiarata purtroppo area di crisi non complessa, distretto ad esempio del mobile di Casale di Scodosia, dell'agroalimentare del Montagnanese, quindi è fondamentale, essenziale aggiungere quei 7 chilometri, ma è anche altrettanto fondamentale che il Ministero dia una mossa ad oggi dove è firmato il DPCM, che sembra sia fermato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per poi arrivare alle commissioni di competenza. La Regione Veneto ha chiesto la rimodulazione del contratto di programma ANAS, chiedendo proprio in modo particolare la realizzazione del primo stralcio funzionale della SR10. La Regione Veneto ha già messo, attraverso il suo presidente Zaia, ha già messo le risorse per l'intervento del progetto sia preliminare sia esecutivo in tutte le sue parti per questo primo stralcio. Quindi è solo un intervento affinché questa strada e questo piano passi all'ANAS come riqualificazione e altrettanto si dia questa priorità. Quindi, caro Ministro, no alla TAV Veneta che è un piccolo intervento, no alla Pedemontana Veneto che è un altro piccolo intervento, no alla strada regionale 10 che è un minuscolo intervento, microbo intervento, se possiamo così dire, però fondamentale per lo sviluppo di questo territorio. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Toninelli, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Sì, grazie Presidente, grazie al senatore De Poli. Come evidenziato dal senatore stesso, la revisione denominata rientro strade si è resa necessaria alla luce delle forti asimmetrie territoriali conseguenti alla riclassificazione derivante dalla riforma Bassanini, nonché dei fallimentari effetti della riforma Del Rio sulle province. Il decreto del Presidente del Consiglio del 21 luglio 2017, in applicazione dell'articolo 1, comma 40, della legge finanziaria del 16 ha stanziato nel Fondo Infrastrutture 440 milioni destinati ad interventi di riclassificazione della rete stradale. Successivamente nel 2018 il fondo è stato ulteriormente rifinanziato per oltre 640 milioni di euro. Ad oggi quindi per investimenti sui tratti stradali trasferiti dalle regioni ad ANAS sono stanziate risorse pari ad oltre 1 miliardo di euro. Il decreto con cui la Regione Veneto ha trasferito circa 700 km di strade ad ANAS risulta attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi abbiamo terminato l'iter. Nel proseguo dell'iter in corso il Ministero porrà la massima attenzione per un'opera strategicamente importante per lo sviluppo della Bassa Padovana, come la strada regionale 10 Padana Inferiore, senza escludere di prendere in considerazione il progetto preliminare già commissionato da Veneto Strade. Grazie Presidente. Ascoltiamo la replica di Antonio De Poli di Fratelli d'Italia.
2 minuti. Sì, grazie Presidente. Io credo che se è reale e concreto l'impegno del Ministro qui presente nel far sì che intanto l'iter si diventi confermativo, cioè diventi applicativo, perché a me risulta che sia ancora fermo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, salvo appunto le indicazioni che diceva il Ministro. Benissimo, allora se questo è già confermato in tutte le sue aspetti, vediamo se effettivamente e concretamente queste risorse vengono date al Veneto e di conseguenza come priorità alla strada regionale 10, passando chiaramente nel caso specifico strada statale 10, proprio per dare quelle risposte a tutti quei cittadini, a quelle imprese di quel territorio che oggi aspettano da decenni la conclusione dei lavori da Carceri fino all'imbocco dell'autostrada e fino a Montagnana, che è l'altro aspetto, almeno per quanto riguarda la provincia di Padova. Io credo e spero che le sue parole, Ministro, siano reali, perché le ha date qui all'interno dell'Aula del Senato e quindi le tengo come valide, e spero che non sia però una delle tante promesse che poi ancora una volta diventino no a una opera fondamentale, piccola. Lei diceva prima facciamo le piccole opere, io dico facciamo le grandi opere, ma facciamo anche le piccole opere, su questo condivido con quanto lei diceva, facciamo le piccole opere per raggiungere e per dare quelle risposte oggi essenziali, nel caso specifico al nostro territorio della Bassa Padovana, nel completamento della SR10. Grazie.